Cresce fino a raddoppiare da 9 milioni e mezzo a 19 il contributo della Regione per le produzioni cinematografiche e audiovisive, un sostegno che punta anche a inserire le bellezze del Veneto, le città, i paesaggi, la sua storia nel circuito cinematografico internazionale. Per il solo 2023 sono pronti 2 bandi da 2 milioni e mezzo ciascuno, gestiti dalla Regione attraverso Veneto Film Commission, presieduta dal nostro direttore Luigi Bacialli. Con la nuova programmazione dei fondi strutturali destiniamo somme importanti a questo settore, parliamo di quasi 20 milioni di euro per la prossima programmazione fino al 2027, che andranno destinati anno per anno a questo mondo. Quest'anno si parte con 2 bandi a sportello, il primo che presentiamo oggi e il secondo che verrà fatto nella fase autunnale dell'anno, entrambi da 2,5 milioni di euro per un totale complessivo di 5 milioni di euro all'anno che noi destineremo appunto al settore del cinema. Un impegno consistente anche per dare un'immagine positiva della regione e creare una ricaduta economica in tutti i settori, da quello del lavoro a quello del turismo. Nel periodo di gestione 2014-2020, con uno stanziamento di 9 milioni e mezzo, metà di quello previsto fino al 2027, sono state finanziate ben 49 produzioni, tra cortometraggi, documentari, lungometraggi e animazioni. La Regione Veneto vuole essere fortemente attrattiva rispetto a tutte le produzioni cinematografiche e legate al mondo dell'audiovisivo. Sappiamo come questo sia un veicolo formidabile, non solo legato all'industria del cinema, che è un'industria che fa lavorare degli operatori, dei professionisti, fa lavorare tutto il sistema dei servizi, della ricettività legata direttamente alle produzioni cinematografiche, ma anche è un volano di straordinaria efficacia nella promozione dei territori, nella promozione della nostra comunità veneta e di luoghi che hanno una forte vocazione turistica. I bandi del 2023, presentati nella sede di Villa Settembrini agli addetti ai lavori, sono destinati a location, alberghi, prestazioni professionali, servizi e tutto ciò che serve per una buona produzione audiovisiva.